Quando abbiamo deciso di farci operare lunedì è chiaro che era per tornare il prima possibile, perché era giusto così, che era giusto tornare il prima possibile con i ragazzi, con la squadra, sul campo, per ricominciare la mia vita normale, diciamo, nei programmi. Se poi si può parlare di programmi fatti, questo era un po' il giorno ideale per tornare un po' il giorno più giusto, che era la soluzione più rosea. E meno male che si è verificato, vuol dire che tutto è andato per il verso giusto, vuol dire che da ora in avanti avremo di parlare delle nostre materie, delle nostre competenze, non di tante altre cose che ci vedono spesso e volentieri purtroppo solo spettatori, purtroppo o meno male. Diciamo che siamo stati spettatori non paganti di una situazione abbastanza strana, diciamo che preferiamo essere, come oggi, visto il tempo, spettatori non paganti di una situazione che conosciamo benissimo, perciò con la quale sappiamo come confrontarci. E la giornata di oggi era proprio, nelle prospettive, la cosa più bella, perché voleva dire tante cose. Voleva dire soprattutto un recupero abbastanza breve, e poi sapete meglio di me che cosa vuol dire recuperare breve di fronte a situazioni di questo tipo. Diciamo, se recupero è breve vuol dire che certe situazioni sicuramente sono state superate, e se sono qui oggi è perché, diciamo, certe situazioni sono state superate. Gli esami che mi hanno sviluppato sono positivissimi, non c'è niente o quasi niente di niente, e al limite, se c'è qualcosa, è meno del 5% la possibilità che magari si possa ripresentare. Cioè, voi capite che è una situazione sicuramente così molto bella. Ci sono questi punti interni, questo filo che mi tiene un po' assieme le due pareti addominali, col quale bisogna fare il conto nei prossimi 2 mesi. E perciò c'è gli sforzi fisici, i movimenti strani o tante altre cose, bisogna evitare di farli.